Chiaro, in questo contesto un pacco forse non so proprio bene piazzato, però siccome noi che stiamo ragionando di una cosa seria, in questa famiglia sarda, bisogna trattare che non sono più punta su colore suo, insomma, e andiamo a questo argomento, la questione sarda esiste o non esiste? Beh, io naro, se la questione sarda viene vista come una specie di questione meridionale, di rivendicazione, poi sperequazione valida, eccetera, eccetera, è superata, non vi spruso. Cioè non vi spruso, non ha senso, oie, desideriamo a fare di questa cosa, che è come che siamo dentro di una gabbia e che siamo spettinne da ora a qualche cosa, proseguiremo giù, a nos alimentare, ma siamo sempre dentro di questa gabbia. Se invece la questione sarda viene vista come una questione nazionale, tanto è questa agenda mondiale. Non solo questa agenda europea, ma è questa agenda mondiale. E su mondo l'Europa se ne deve fare scarico. Cioè, l'Europa, come si ha che carico di questa questione tra status, a sa stessa maniera, che sono questioni politiche, a sa stessa maniera si deve fare scarico di questa questione nazionale. Non può fare finta che non vi siano. Esiste la Scozia, la Catalogna, la Sardegna, la Corsica, esistono, sono questioni nazionali, non che tirano a nuda a nessuno, però sono l'agenda mondiale, esiste su Kurdistan. Oggi su Kurdistan è sta che quasi il difendente sarvane di Stato-nazione, una nazione che è di Stato e sarvane di Stato-nazione. La questione nazionale, questione palestinese, tibetana, afghana, di che intumizza tipo, sono l'agenda mondiale. E tanto, la questione sarda, è in questa mesa, battu un'Europa che, io so, europeista, lo devo dare, è stata un'invenzione perfetta, ha trasformato il campo di battaglia in una mesa. Cosa che prima si risolvivano in campo di battaglia, come si risolvono in questa mesa. E è ok che la questione sarda venga risolta in questa mesa. Paresi che la questione scozzese, catalana e così via di seguito. Se siamo stati in questo campo, noi, classe politica pensante, dirigente e attualmente vivente, abbiamo il dovere generazionale di rispondere sul problema. Cioè questa generazione si deve porre sul problema. E allora? Primo problema lo penso io. Tutto questo sarreiano scamurfati in occhi. In quale cultura politica sono individuabili? E quale cultura politica fa che parte? Sono sintesi politica di una cultura espressa da essa nazione sarda? Sono sintesi politica espressa dal suo contesto, della sua attualità, del suo contingente, della sua attualità italiana? O sono sintesi politica di una classe che Merler chiamava notarile o borghesia notarile e chi in suo popolo sardo chiamiamo borghesia comporadora? Volesse il dimannato di quale contesto a chi te sparte? Che noi questo contesto lo dobbiamo individuare. Che una via che abbiamo individuato questo contesto, noi dobbiamo scaricare delle responsabilità. E badate bene che se non scarichiamo questa responsabilità, su chi besti impala, è su qualunquismo e su populismo. O risolviamo come il problema, voi in canto classe non nisco in quale contesto voi spiazzatesi, ma io in canto indipendentista, sintesi politica e culturale dessa nazione mia, sul problema me lo penso. E si commenta chi parte della stessa famiglia, sul problema non lo dobbiamo esponnere tutto canto. Torna sul libro di Pietrino Soddu, e no che Epimeteo e Prometeo si deve ponere a pare. Si deve ponere a pare e anche occare qualche cosa. Che se no non andiamo al loco. Se no andiamo verso una deriva che noi scriviamo non va arrivata. Questa è una responsabilità generazionale, la stessa responsabilità generazionale che in questo dia siamo scramato
in se spiazza a fa che sono nuclei dei o non nuclei die chi sono la lingua sarda si presta bene a suonare bene in questa maniera e si può dare di tutto in lingua sarda io non ho nessun problema a dare se mai qualcuno mi comprende che va rinunziato ma io mi lascio stare perfettamente indifferente io che non in Catalogna adesso si chiama a fare in catalano magari io non lo comprendo un po' bene penso che ha proprio il diritto di anche queste cose note quindi allora se noi abbiamo spiccato coscienza di costo e responsabilità tanto non dobbiamo porre un altro problema dobbiamo correggere una lavagna già iscritta o dobbiamo spiccare una lavagna nuova e le scrivere dai nuovi tutti no che è il problema cioè è possibile correggere questa lavagna già iscritta cioè bessi spazio poi aggiungeremo noi correzioni o se spazio sono talmente minoretti che non vi potremo aggiungere nulla opaco oppure è su caso di non spiccare questa responsabilità e provare a scrivere una lavagna nuova che in questa lavagna nuova potremo introdurre concetto per esempio di normalità e il testo è essere normale sì. Beh per qualche tappo inteso lavagna lim eccetera eccetera ma questo guardate bene sono normalità se non bisogna questa cosa non siamo in questa normalità siamo in una ammentare passatista che non produce invece noi del suo passato dobbiamo fare che la memoria casa memoria dinamica zammento è fermo non produiti e sa memoria da chi produiti casa memoria non dà sa capacità di elaborare di fare carattere di diverso che ne perdere nulla adesso chi è ha un fatto uso antico nostro che non hanno seminato in questa conca in questo sambere non solo di noi che non nasce restito un pacchetto restiti intro e questo pacchetto questa memoria ed è in base a questa memoria che noi dobbiamo elaborare modello che abbiamo visto che quando non serviamo del modello nostro tanno che su tempo diventano produttivi ma chi mai l'ha annato che sul caso romano ha poi superare il suo mercato su parmigiano reggiano chi è giurato di qualcuno di voi solo un anno che te poteva pensare una cosa su genere eppure è successa e su potete si basa su di un modello elaborato da questa cultura di questo popolo e non nota essere su caso di abbaitare in questo pacchetto che abbiamo recito che hanno scritto si battate il modello che potremo in qualche maniera ponere in pratica ed essere davvero cittadino del suo mondo che ne rinunziare a essere nulla o non si potete intendere pure usare l'italiano su che è ma importante è che poi su che poniamo a frutto si è cosa ha terminato? Sì. Allora aspetta a che mi terminare questa frase che mi guardassi io ti ho letto tante via sul giornale e te mi devi ascoltare ne sei questa via e tanto forse sul pacchetto è ora di abbaitare in questo pacchetto e poi te noi in questo che condivido su cannato questo manzano solo potete dare che in questo pacchetto bisogna questa soluzione e poi torneremo su a essere il suo mondo che in cosa nostra già chi tesiamo e terminiamo che tesiamo noi gioia terra sarda e immaginario collettivo e tesiamo siamo una specie di paradiso come intende la di Andrei e chi è pensato che non compra una meleda prodotta in paradiso o caso prodotto in paradiso o chi è che non viene a fare le vacanze in paradiso e tanto se noi riusciamo a fare che produrre questo modello, questo valore aggiunto che noi usiamo e chi fa cosa rosana, abbiamo risolto il problema. Però, perché responsabilità generazionale.